Va ora in onda la rassegna stampa. Certo, questa cosa che non si conosce chi è San Biagio veramente, cioè come si fa? No, perché dovete sapere che noi stiamo ancora ricevendo panettoni, grazie a chi ci invia panettoni in ritardo, al pistacchio, anche con dentro il pistacchio stanno arrivando. Siete delle bestie, ascoltatori, cioè capisci? Hanno aspettato che fossero scontati per poi no, sto scherzando, anzi ci arrivano panettoni lussuosissimi e non bisogna mangiarli adesso, no, c'è San Biagio tra pochissimo, il protettore della... Non pensate male sempre. Gola! La gola! La gola! San Biagio è protettore della gola. Bisogna mangiare una fetta di panettone che sia quello di Natale il giorno di San Biagio. Oh signor, ma non ce l'avete avuto una nonna? Santa polenta, che pazienza! Come state? Congelati anche oggi? Sta già nevicando? È prevista neve? No, ma roba da poco, 2-3 metri su Milano, sicuramente no. Sarà un miracolo che scenderà qualcosa, le ultime parole famose, intanto tutto tranquillo, certo, il solito traffico su Milano, prevista neve comunque, dicono i cartelli. Sono le 7:31, buon mattino da Sammy Varinuno, come state? Lo ripeto ancora una volta, cornuti e mazziati secondo il Fatto Quotidiano, ma che voglia però c'ha ragione, perché oggi c'è Zelensky che veramente ce ne dice di tutti i colori. Guarda la prima pagina del Fatto Quotidiano: Zelensky scarica l'Unione Europea, incassa altri 90 miliardi e attacca cornuti e mazziati. Cioè ci stiamo facendo schiaffeggiare da quello dei cessi d'oro, ragazzi. Fuori dal tavolo l'ucraino, avete fatto vincere Putin sugli asset, invece ringrazia Trump, e quando mai, e annuncia il trilaterale negli Emirati con Russia e USA senza Europa. Questa è la prima pagina del quotidiano, il Fatto Quotidiano. Ma vi faccio un esempio veloce, oggi devo salterellare come un grillo tra un giornale e l'altro perché avremo un ospite importante alle 9, quindi chiuderemo una mezz'oretta prima. Oggi c'è Giovanni Sallusti che intervista Alessandro Sallusti, l'intera famiglia qua in onda. No, scherzi a parte, roba importante, anche perché gli argomenti di questi giorni sono importanti. Bellissima idea per avere una fotografia dell'attualità in compagnia di Alessandro Sallusti oggi ore 9, quindi ping pong, bisogna saltellare di qua e di là e lo farò, partendo subito dall'esempio appunto dello schiaffeggiamento di Zelensky verso l'Europa, che a noi non dovrebbe interessare più di tanto, nel senso che non siamo così fan dell'Europa, ma ancora ci siamo e quindi siamo stati schiaffeggiati. Zelensky sferza l'Europa, agisca, scrive il Corriere. Zelensky sferza l'Europa, scrive Repubblica. L'attacco di Zelensky, Europa divisa e persa, scrive La Stampa. Zelensky attacca l'Europa, il Resto del Carlino. Il Messaggero, Zelensky, Europa, svegliati. Lasciamo dire tutte ste cose. Il Gazzettino, Zelensky sferza l'Europa. Il Domani, anche Zelensky attacca l'Europa. La miseria! Basta. Chiaramente, voi pensate che io parlerò di Zelensky in questa rassegna stampa? Avete capito male. Girate pure su Radio 24, su Radio Popolare, su Rai 1, 2, 3, perché il gay non esiste problema. Qui siamo diversi. Cerchiamo di dire cose che gli altri non dicono. Cerchiamo di mettervi sul tavolo quelli che sono i veri problemi reali e non cose che tra mezz'ora saranno l'opposto. Intanto vi ricordo il nostro numero di telefono. Già, mentre c'è Roberto Salis che suona la chitarra, grazie per essere con noi anche quest'oggi. La nostra è l'unica rassegna stampa dove c'è pure l'atmosfera. Per parlare con me
Col cavolo, non si può parlare con me, è impossibile parlare con Sammy Varie. Ma chi è sto Sammy Varie? Mi potete inviare un messaggio WhatsApp, già, perché è il metodo più veloce. Io ogni mezz'ora leggo i vostri messaggini WhatsApp. Inviatelo al 340 6709 659. Fatelo già adesso se vi siete svegliati con qualcosa in testa, o se volete fare una richiesta non musicale ma di un quotidiano. È una rassegna stampa questa, e dico io, e io mi tufferò subito nel primo quotidiano. Why? Oggi voglio premiare Avvenire, che titola in modo diverso: non c'è Zelensky che ci schiaffeggia, ma c'è Gaza, e certamente perché si sta preparando il board della pace, è come il girotondo dell'amore praticamente. C'è il board della pace al quale per il momento non facciamo parte, perché questione di la Costituzione, avete capito il motivo, Tutta un'altra Gaza, titola oggi Avvenire, tutta un'altra Gaza. Ma capite come è veramente sempre più uguale al manifesto, poi te lo leggo il manifesto. Nel piano americano, nuovo litorale usando i detriti e fondi per spostare 400.000 persone. A Davos il primo atto in formato ridotto del Consiglio della Pace, architettato da Trump. Abu Mazen vola da Putin, la denuncia dei vescovi di Terra Santa, una catastrofe umanitaria. Tutta un'altra Gaza è la titolazione del quotidiano Avvenire. Sì, ho capito, se vuoi io te lo leggo pure, no? Ci vado sul manifesto, è più o meno la stessa cosa di Avvenire, quindi guardalo qua il manifesto. Board, perché è board, ok? Questa è cultura, ragazzi, Borgello, ok? Volete ve lo dico un po', Prima abbiamo ascoltato Just che Where You Are, Just quella lì, e ora Bordello. That's just what, ok, ma dai, because mi sbola snova. Allora, cos'è? Non parliamo più italiano adesso? Cioè, vabbè che c'è una certa puzzetta sotto il naso. Buongiorno Simone in regia, Oggi vestito da Montanaro, sta cercando un albero da abbattere. Guarda, qua a Milano non fai fatica, non ce n'è più uno, quindi. A Davos una sceneggiata lancia il Board of Peace, Bordello, che fuori da ogni legalità internazionale, rido di me stesso, dovrà ricostruire Gaza. Cancellati il genocidio ai palestinesi, comanda Trump. Fuori i grandi paesi, dentro gli autocrati da Milei a Orban. Manca solo Netanyahu, ma arriverà anche lui. Bordello, come si fa a non ridere con il giornale Il Manifesto? Anche Zelensky attacca l'Europa, giustamente in taglio basso. Il presidente a Davos, parte oggi il primo vertice a 3 con Ucraina, USA, Russia e Abu Dhabi. Sempre più in basso, Minneapolis. ICE senza freni, ICE, sai, quella polizia anti-immigrati, ora tocca ai bambini. Anche questa notizia c'è sui vari quotidiani. Si chiama Liam Ramos, ha 5 anni. Questa ICE lo ha sequestrato insieme al padre mentre tornava dall'asilo. È uno dei 4 minori arrestati nella città del Minnesota, dove continua la guerra scatenata dalla milizia antimigranti di Trump. Ancora sul manifesto, oggi mi sento particolarmente comunista, il consenso sparito. C'è più il DDL stupri, certo, il colpo di spugna della Lega, ancora una volta siamo noi, brutti, sporchi e cattivi, una legge sul consenso senza consenso. Vi ricordate quella legge che ci voleva il consenso immediato, cioè ma deve essere momento per momento, capito? Come va? Sto facendo male? Ti piace? Tutto bene? Ecco, adesso
si è ribaltata la cosa, quindi non è stupro e se lei non dice niente, e no, anche se dice niente è stupro, e quindi non abbiamo capito niente, ma cercheremo di capirlo. Una legge sul consenso senza consenso, scrive il manifesto, il nuovo testo del DDL stupri firmato da Giulia Bongiorno della Lega, relatrice al Senato del provvedimento approvato all'unanimità dalla Camera, introduce invece il concetto di dissenso, ok? Quindi importante che ci sia dissenso da parte della donna. Le opposizioni insorgono, stiamo a vedere cosa succede. Chiaramente, signori, questo è solo, si fa per dire, il manifesto. Torniamo sui giornaloni? Ma certo, un giornalone almeno ve lo leggo, anche se, te l'ho detto, praticamente oggi in qualunque giornale c'è qualcosa di buono, e il mio lavoro pesante, infatti io sono tutto sudato, è proprio cercare di tirar fuori da ogni quotidiano qualcosa che vi possa dare soddisfazione, perché vi dovete pure alzare da questo letto, andare a fare 2 passi, anche se fa un freddo boia, e magari decidere di comprare almeno un giornale alla settimana. Posso? Visto che ormai la carta stampata quasi non esiste, ci parliamo l'un l'altro tra colleghi, tra giornalisti, però ci sono su a volte delle argomentazioni belle, che peccato perdere, perché magari poi non le trovate più su internet, e io sono qua per raccontarvele. E oggi parto dal quotidiano La Verità. Il Papa indaga sulla bella vita del prelato. Sentite qua, è la prima pagina. Il vescovo va in Tesla alla mensa dei poveri. Monsignor Gallese ha una passione per il lusso e il kitesurf in Sud America. Non pubblica i bilanci della diocesi di Alessandria e il Vaticano manda gli ispettori. Sotto la lente la gestione del nuovo collegio Santa Chiara. Se ne occupa Mario Giordano, dicendo: in principio fu la Tesla, il vescovo di Alessandria vide che era cosa buona e giusta e se la comprò. Una scelta che ha sollevato qualche critica, si capisce, ma va letta con lo sguardo dell'enciclica Laudato Si, come spiegano in Curia. Si capisce, Laudato Si, o mio Signore, del motore elettrico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito di Greta. Come fa un Monsignore a rispettare l'onda verde della Chiesa? Ma forse in bicicletta come faceva Don Camillo? O magari a piedi o in monopattino? Ma che? Viaggia con l'auto green super lusso. Mario Giordano oggi sul quotidiano La Verità. E c'è proprio qui, guardala che carina la Tesla nera, la Tesla parcheggiata nel capannone davanti ai poveri a pranzo, cioè è andato al pranzo dei poveri in Tesla. L'ingrato Zelensky sbertuccia gli europei. Ci siamo svenati per Kiev e ora il presidente ucraina, visto l'inutilità dei volenterosi, attacca e annuncia il vertice a 3 con USA e Russia. Intanto Trump ottiene accesso totale e basi militari in Groenlandia, quindi alla fine sta cosa della Groenlandia si è sistemata, dai! Per settimane siamo andati avanti a menarcela. Dal forum economico di Davos, Zelensky spara 0 sull'Europa che finora l'ha finanziato nella guerra contro Mosca, e l'avete finanziato tutti voi, sto Zelensky. Cessi d'oro, ma mica tutti suoi, dai, no, lui non c'entra. Il presidente ucraino accusa l'Unione di essere divisa e smarrita, ma soprattutto passiva. Passivo a me non lo ha mai detto nessuno. Siamo passivi verso Putin, per esempio sugli asset russi. Intanto Trump annuncia un accordo sulla Groenlandia, accesso totale alle basi militari. Questi sono i principali argomenti sul quotidiano La Verità. Io entro subito sul quotidiano La Verità perché ci sono già cosettine piccantine come Matteo Carnieletto che scrive: aggredirono i poliziotti, liberati. I militanti di Askatasuna se la presero con liceali di Gioventù Nazionale, poi in 2 occasioni con le forze dell'ordine, ma un vizio di forma pone fine ai domiciliari, ok? Neanche ai domiciliari chi mena i poliziotti.
Altro argomento da mettere sul tavolo, che poi è lì che vi guarda, a pagina 3 della Verità: i legali dei clandestini ci costano 500 milioni. L'Italia garantisce ai meno abbienti il gratuito patrocinio, cioè un avvocato a spese della collettività. Oggi però a usufruire di questo diritto sono per lo più gli stranieri, spesso i ricorsi contro le cosa sto per dire? Espulsioni. In pratica paghiamo per trattenere qui chi non vogliamo. Maurizio Belpietro se ne occupa oggi a pagina 3 del quotidiano La Verità. Solo 10 anni fa questa voce pesava sulle casse pubbliche quasi la metà di ora. Gli immigrati sono considerati sempre poveri, senza controlli, e quindi vanno aiutati dall'avvocato che è lì che li aspetta, ancora già sulla banchina appena arrivati. Non è bastato cacciare Palamara per risanare la magistratura. Nell'ultima puntata di TV Verità confronto Belpietro Sallusti sui mali del sistema, ma noi Sallusti lo abbiamo qui questa mattina. Alessandro Sallusti sarà qui con noi alle 9, intervistato in Parlando Liberamente, da non perdere. Sono ancora sul quotidiano La Verità: costi alle stelle, stallo sulla perizia, bimbi nel bosco in una tragica farsa. Solo La Verità ha il coraggio di parlarne. Adesso gli altri quotidiani quasi si vergognano a tirar fuori questa situazione, anche perché sta spuntando un bel magna. Il comune di Palmo gli ha già speso 15.000 euro per la residenza protetta che ospita madre e figli. La regione Abruzzo ne aggiunge 30.000 e slitta la valutazione psicologica decisa dal tribunale perché quel giorno mancava il traduttore. Il traduttore aveva la cagherella e quindi non poteva tradurre seduto sul cesso, capisci? E quindi non si è fatta. Non c'era un altro che poi questi parlano giapponese, cinese, logico. Cioè non c'è uno che parli inglese in tutta Palmoli, in tutto l'Abruzzo. Io non ci credo. Voglia di lavorare saltami addosso. Qualcuno la voleva la secessione, ma mi sa che l'Abruzzo era ancora in Padania. A questo punto si può dire che la tragedia sia degenerata totalmente in farsa. Scrive Francesco Borgonovo, e lo sapete, il martedì e il giovedì è in onda Francesco Borgonovo su questa Radio Libertà alle ore 13 con la sua nuova trasmissione La Cittadella, che poi mettiamo anche sul sito radiolibertà.net nella sezione podcast, che poi trovate anche su Instagram cercando Radio Libertà. Cliccatissima e soprattutto piena di commenti questa trasmissione. Il bello è che su Instagram ce ne scrivete poi di tutti i colori. Cercate Radio Libertà su Instagram. A questo punto si può dire che la tragedia sia degenerata totalmente in farsa, scrive Borgonovo, uno spettacolo grottesco che però si consuma sulla pelle di 3 bambini e di 2 genitori, devastati da quasi 100 giorni di separazione. La storia dei bimbi nel bosco la conoscete, però ci sta facendo sempre più incazzare questa storia. A pagina 5 ne parla solo La Verità, signori. Mentre si parla ovunque, certo, del caso Signorini, Corona tira dritto, c'è un altro giovane abusato. L'ex re dei paparazzi annuncia nuove rivelazioni su Falsissimo. Ma allora glielo bloccano o non glielo bloccano, ragazzi miei? Spero non abbiate tempo per guardare e ascoltare queste cose, spero davvero. A pagina 7 della Verità, eccolo qua, Papa Leone che indaga sul vescovo fuori di Tesla. Oh, ma sei fuori di Tesla? Guido Gallese, pastore della diocesi di Alessandria, da tempo fa discutere il suo gregge, va in giro con un'auto di lusso che sfoggia pure davanti alla mensa dei poveri e si giustifica con l'enciclica ecologista di Francesco, anche lui sarebbe andato in giro in Tesla, ma dai, per non parlare della gestione opaca, cioè non rende pubblico nessun rendiconto, frinfron soldifero. Tacciamo e andiamo avanti. Certo, siamo sul quotidiano La Verità, tante piccole idee da mettervi lì sul tavolo, ma le idee sono della Lega. Sì, perché da oggi
Le idee in movimento della Lega vi aspettano a Roccaraso e Rivisondoli, siamo sempre in Abruzzo. Fino a domenica, incontri su scuola, economia, grandi opere, giovani e sicurezza, presente anche Salvini. Chiaramente ascoltate questa radio perché noi saremo ben presenti e cercheremo di raccontarvi cosa succede con vari spezzoni, dirette, eccetera. Da oggi a domenica Roccaraso e Rivisondoli ospitano Idee in Movimento, l'iniziativa promossa dalla Lega che riunisce ministri, sottosegretari, dirigenti del partito, amministratori locali, militanti, giovani e rappresentanti della società civile. Lo slogan scelto è Nostra forza, i territori. La nostra forza sono i territori. La giornata inaugurale sarà dedicata a un confronto riservato con iscritti, militanti e amministratori locali e si terrà presso la sala comunale di Roccaraso. Sarà aperta dagli interventi del sottosegretario e vice segretario federale Claudio Durigon e dal leader vice premier Matteo Salvini. Il primo tavolo sarà sugli enti locali con le risposte del ministro Roberto Calderoli. Ma c'è tutto il programma oggi sul quotidiano La Verità. Merz vuole il Mercosur antidemocratico. Attenzione, siamo riusciti noi della Lega a bloccarlo e invece che potrebbe accadere? A pagina 15 ne parla La Verità. Malgrado il rinvio del Parlamento UE alla Corte di Giustizia, si spinge, è Merz che spinge, per l'applicazione provvisoria del trattato commerciale. In ballo cosa c'è? C'è il litio argentino all'industria dell'auto tedesca. Ma Parigi avverte Ursula, qualsiasi forzatura sarebbe intollerabile. Intanto Ursula è stata salvata per la quarta volta. Respinta la mozione di sfiducia alla von der Leyen, i favorevoli sono 165. Il Parlamento europeo ha respinto la mozione di sfiducia contro Ursula, 390 voti contrari, 165 favorevoli, 10 astensioni. L'iniziativa presentata dal gruppo dei Patrioti, quello della Lega, dopo la firma del Mercosur, chiedeva le dimissioni della Commissione, ma per la quarta volta non è stata raggiunta la maggioranza dei 2/3. Te capì? Capì. Vado dritto e vado su un altro quotidiano, certamente. Questo era di centrodestra e adesso andiamo su uno di sinistra, così facciamo amici, gli amici ancora più amici, quelli che ci ascoltano e che non sono all'interno di Lega, centrodestra o che magari non votano da 20 anni ma cercano di capire da Sammy Varin. Grazie. Se c'è ancora qualcosa di buono in questa politica, qualcosa di buono c'è. Persino su Repubblica, paginone, dici Zelensky sversa l'Europa, il titolo principale, ma io entro subito all'interno e bada ben, a pagina 17 di Repubblica, il raduno anti-migranti che imbarazza l'AfD. Cacciamone milioni! Che vuol dire? Un esponente del partito e il leader degli identitari europei a un raduno sulla remigrazione, signori. La parola che ci piace tanto. Vogliamo con noi anche Lega e Fratelli d'Italia. E Repubblica ci spiega il termine remigrazione come lo spiega la Crusca. Significa letteralmente il ritorno al luogo di origine in seguito a una precedente migrazione, ma viene usato come eufemismo per indicare un'espulsione forzata, deportazione di massa di persone con una storia di migrazione. A pagina 17 di Repubblica, oggi dovete andare in un bar e cercare Repubblica, andate in un bar gestito da comunisti, racconta del raduno di un movimento identitario che è assolutamente impossibile pronunciare, siamo nel Brandeburgo, fatto sta che se ne dicono di tutti i colori in questo appuntamento e chiaramente non vedono l'ora, chi ha partecipato a questo evento, che arrivi anche Lega e Fratelli d'Italia, certo, e spero che ci aderiremo presto, così si arrabbiano ancora di più i nostri amici di sinistra, perché diciamo apertamente quel termine che ci piace tanto ma che è difficile pronunciare: remigrazione. Se un immigrato si macchia di gravi reati, deve ritornare al suo paese. Gli togliamo quel permesso che a volte
viene dato per le motivazioni più stupide. Tajani, da Salvini, falsità su Consob. Giustamente la carota, il bastone. Pagina 20 di Repubblica. Il segretario Tajani alza i toni, nessuna intesa su freni. Occhiuto vede Marina Berlusconi, presto un evento a Milano, lo sapete, c'è in ballo la presidenza della Consob e insomma la Lega diceva, ma scusa, eravamo d'accordo su freni e adesso niente. Io non mi sono addentrato, cara Gabriella Cerami che scrivi questo articolo, non mi sono proprio addentrato sull'argomento, sono sinceramente beghe tristi che poi vi fanno arrabbiare ancora di più con Forza Italia. Già avete le scatole girate con Forza Italia voi leghisti, e infatti a pagina 20 ci vuole proprio far arrabbiare Repubblica. Banche, Rai e poltrone, l'escalation nel duello tra Lega e Forza Italia. Francesco Bei, costretti a convivere fin dai tempi di Berlusconi e Bossi, adesso gli azzurri alzano il tiro sognando la riconquista del Nord con la T, cioè questi vorrebbero il nostro Nord. Ma vi ricordate quando è nato a Forza Italia? C'erano quei cartelloni sui viali con il bambino che si sporcava mangiando con scritto Forza Italia. Non si è mai saputo se fossero già quelli di Forza Italia oppure no, però cioè, se non nasceva Forza Italia la Lega avrebbe avuto il potere assoluto, ditemi se non è vero, per cui già ci sono stati un po' sulle balle questi, e poi vabbè ci sono stati vari momenti, Bossi, Berlusconi, Berluscazze, e poi non era vero niente. Mi ricordo la faccia di Max Ferrari, direttore della Padania, che fino alla sera prima aveva attaccato Berlusconi e il giorno dopo come? Ma no, non è vero niente. Vabbè, sì, stiamo scherzando, lo sapete, però Repubblica oggi, non lo so, bussate al vostro vicino comunista e chiedeteli se ve lo presta, ma solo per una mezz'oretta Repubblica, poi glielo ridate volentieri. I punti caldi con Forza Italia sono questi. Dal Mercosur ai cambi di casacca, gli ultimi sgambetti tra alleati. La Lega voleva il suo Federico Freni alla guida della Consob, ma Forza Italia ha stoppato la nomina. Al voto europeo che ha fermato il trattato UE-Mercosur, Forza Italia ha votato a favore dell'accordo, la Lega contro. I deputati Davide Bergamini e Attilio Pierro, eletti con la Lega, sono appena entrati nel gruppo di Forza Italia. Queste le motivazioni per cui, secondo Repubblica, dovremmo avercela con Forza Italia. Senti, io ne troverei almeno un'altra decina, però, ma non è vero, assolutamente. E poi i dispetti durante l'esame della legge di bilancio, con il capogruppo salviniano Max Romeo sorpreso dai cronisti a litigare con due forzisti come Claudio Lotito e Dario Damiani. Non fate i furbi, furbo cesserai te. Come finirà? Ma come vuoi che finisca? E si rimane alleati, altrimenti se tiriamo troppo la corda ci dicono quella è la porta, prego, volete che usciamo dal governo? E sto parlando con voi ascoltatori. 340-6709-659, normali frizioni, ma siamo su Repubblica e questo era un esempio per dirvi come bisogna stare attenti anche da certe notizie messe lì in qualche modo. Pagina 34, l'economia. Questo è una carota, quello di prima era un bastone, questo è una carota. Mercosur, Bruxelles spinge per l'applicazione provvisoria, siamo riusciti a fermarlo, ma si può applicare provvisoriamente questa cosa. Ma più in basso intervista a Raffaele Stancanelli, che è parlamentare europeo della Lega, e lo abbiamo sentito parecchie volte anche qui. La Lega difende gli agricoltori, Meloni ha fatto la sua scelta. Rosaria Amato intervista l'eurodeputato della Lega Stancanelli. Di fronte all'obiezione di aver votato sul trattato Mercosur in direzione opposta a quella del governo di cui la Lega fa parte, Raffaele Stancanelli, deputato leghista al Parlamento europeo, non si scompone. Noi continuiamo a difendere gli agricoltori
come abbiamo sempre fatto. Oggi su Repubblica si intervista l'eurodeputato Stancanelli. Ignorare la volontà del Parlamento europeo sarebbe una prevaricazione. Fatto sta, signori, che noi, a differenza degli altri, abbiamo detto no al Mercosur e siamo stati l'unico partito di centrodestra a farlo. L'ultima segnalazione da Repubblica, ma sarà mai l'ultima? Sui trasporti, quella di prima era la carota, giusto? E qui c'è il bastone. Trasporti, il TAR boccia Salvini, sbagliò a limitare lo sciopero. Non bisogna limitare lo sciopero per permettere alla gente di andare a lavorare. A proposito, oggi è venerdì, cos'è che si sciopera oggi? Secondo i giudici, la precettazione dei lavoratori nella giornata del 17 novembre 2023 non era legittima. Lo so. Vi stiamo invitando ad alzarvi con dolcezza con questo pezzo Oblivion di Johnny Barbera. Uno dice mi alzo o non mi alzo, cioè fai la fatica di alzarti e poi
scaccati giù di nuovo. Vi capisco, voi che potete farlo naturalmente, e poi gli altri devono scattare. Un saluto a chi ci ascolta in automobile, buongiorno anche a Christian, sì, dalla banca BPM, mi hanno detto che mi senti ogni mattina, Christian. Grazie, anche i bancari ci ascoltano, aspettiamo anche i banchieri. Intanto era Oblivion di Johnny Barbera, compositore, arrangiatore, pianista, cattedra del corso compositori al CET, poi coordinatore musicale, scrive per Ornella Vanoni, pianista di Arisa, e voi che non lo conoscevate. Buongiorno Sammy, è sempre un dispiacere vedere i disastri causati da calamità naturali, come è successo poche ore fa in Sicilia. Quello che volevo chiedere è ora chi pagherà per i danni e il ripristino delle strutture, è vero Daniel? È molto triste vedere ristoranti, robe distrutte, e sei lì come uno scemo a dire vabbè, ma come faccio io adesso? Non si può dire che non fossero stati avvisati, l'ho detto anch'io per radio, speriamo non succeda nulla, ma mi sembrava strano che molti giornali qualche giorno fa scrivessero in prima pagina che arrivava questa bruttissima perturbazione. Però uno che può fare se c'è il ristorante lì davanti al mare, non è che lo puoi spostare. Hanno cercato di rinforzare gli argini, eccetera. Non c'è scappato il morto, ma ci sono danni veramente grandissimi. Il compito della Repubblica è di fare la museruola alla Lega, scrive Marco. È vero, la Repubblica è inteso come quotidiano, ma non solo, secondo me, come quotidiano. Anna Maria da Vicenza invece dice: mi chiedo come la Lega faccia a invitare a Roccaraso la Pascale, ve l'ho detto ieri, sui diritti LGBT. E c'è una polemica con il parlamentare della Lega Sasso, che qualcuno vorrebbe già vedere fuori dalla Lega, perché giustamente Sasso, lo intervistiamo spesso e volentieri, un paladino dei diritti LGBT, e la Lega in questo evento che c'è da quest'oggi, domani, dopodomani, in quelle di Abruzzo, ha invitato anche la Pascale per parlare di cose lontane anni luce dalla Lega, ma di cui bisogna parlare, a mio parere. Cioè, adesso non voglio dire che la Lega voglia copiare Fratelli d'Italia nel suo eventone di cui si è parlato per settimane e settimane, però forse invitare gente anche che non la pensa come te, cercando di trovare la quadra su situazioni che pure esistono, perché non è che non esistono i gay, esistono, capire come si possa aiutarli, capire che non bisogna discriminarli, i gay esistono, ci mancherebbe altro, a volte possono essere guariti, e lo dico prendendomi le mie responsabilità, possono essere dei problemi psicologici, non è che sei gay per tutta la vita, e molte volte si cambia idea, cambiando sesso, molte volte si fanno errori e qualcuno vorrebbe ritornare indietro. Come dico sempre, la verità sta nel mezzo, e secondo me bisogna ascoltare anche chi non la pensa come te. Poi, giustamente, Anna Maria, ci mancherebbe altro, il bello della nostra radio è che ci hanno inventato apposta per fare discussioni, per parlare, per capire appunto dove sta la verità. E stava là, ve l'ho letta prima, adesso vado su Libero. Libero invece lo scrive proprio in caratteri grossi. Dopo l'assalto alla stazione, fascisti impuniti, Daspo ritirati, stop al processo e servizi sociali, i Propal di Milano vincono in tribunale, inascoltate le proteste di premier e polizia. Ma che fa ridere quest'oggi, signori, è lo sbarco tra ghiacci e foche per uno show anti-USA in ritardo. Povera Groenlandia, le tocca pure Formigli. Formigli è sbarcato in Groenlandia. Articolone oggi di Alessandro Gonzato sul quotidiano Libero. Divertentissima, ci sta. Zelensky sculaccia l'Unione Europea. Trump se la ride. L'ucraino a Davos, sugli asset russi ha vinto Putin, agite, sembra il giorno della marmotta. Oh, io ce l'avevo, l'avete anche voi, il manuale delle giovani marmotte, era bellissimo. C'è ancora, ce l'ho a casa. Entro su Libero
Teppisti pro pali impuniti per agguerriglia a Milano, lavori socialmente utili e processo sospeso. Il tribunale per i minorenni mette alla prova i 2 liceali arrestati per gli scontri alla stazione. L'avvocato: speriamo che la sentenza piaccia a Meloni. La Premier aveva criticato anche la revoca dei Daspo. Fanno il bello e il cattivo tempo ormai. Cioè, lo sanno, fanno queste cose perché sanno poi che non saranno puniti. Giro di nuovo la pagina e sono a... Dov'è che è andato esattamente? È in Groenlandia. Alessandro Gonzato a pagina 8. Formigli va in Groenlandia a molestare foche e Inuit. Reportage anti-Trump del conduttore di Piazza Pulita che sbarca in Artico, dove però non c'è alcun pericolo e la gente pensa a pescare i merluzzi. Fantozzi, accolto rocambolescamente nel Gran Consiglio dei 10 assenti, ricevette un inaspettato invito dal duca Conte Barambani, il direttore della megaditta. Dato che è entrato nel gota di noi privilegiati, le offro la tessera d'onore del Circolo del Polo. Il primo invito è per giovedì. Al Polo, sospirò Fantozzi. Mi hanno invitato al Polo, capì, Circolo Polare Artico, e si presentò su una slitta trainata da cani, travestito da esploratore, con provviste per 6 mesi e tenda rossa sulle cui estremità garriva una bandierina italiana. E il racconto va avanti prendendo in giro Formigli, che è arrivato in Groenlandia un po' tardi, ma c'è e sta facendo domande a tutti quelli che passano, merluzzi compresi. Giro la pagina, giustamente signori, oggi ci si diverte sul quotidiano Libero in questi casi, fa bene alla salute, un po' meno la storia di Kyenge. Ve la ricordate? L'ex ministro Cécile Kyenge, mamma mia quante volte, mi ricordo che mi ha chiamato anche la zanzara una volta Cruciani, più di una volta, ma quella volta per menarmela sulla Kyenge, perché io avevo osato parlare male della Kyenge, signori. Ai tempi Cruciani doveva ancora capire che lavoro fare, aveva i calzoncini corti e stava imparando da Sammy Varin a fare radio. Infatti mi spiava ogni giorno, no? Faceva registrare la mia trasmissione in onda dalle 6 alle 7:30 del mattino, la famosissima Padania Sveglia, e ogni giorno ci ficcava dentro qualche parola, qualche intervista che avevo fatto che non piaceva a quelli con la puzzetta sotto il naso come lui, perché un po' ce l'aveva ai tempi la puzzetta, poi ha sentito più l'odore dei soldi, Confindustria ha alzato sempre di più lo stipendio, poi ha cominciato con le comparsate su Rete 4, poi con i forum con migliaia di persone. Lo amiamo, ci mancherebbe, Cruciale, la nostra è tutta invidia perché noi siamo rimasti con le pezze al culo, ma ti abbiamo insegnato a fare la radio e questa è la cosa più bella. Cécile Kyenge, l'ex ministro del governo Letta ed ex europarlamentare PD, oggi fa il medico di professione a Padova. Bene, nei giorni scorsi la Kyenge sarebbe stata segnalata all'Ordine dei Medici di Modena per avere scartato 2 pazienti di 87 anni tra i suoi assistiti. Ai 2 anziani, secondo quanto scrive il Mattino di Padova, la Kyenge avrebbe opposto un rifiuto perché giudicati troppo fragili. Insomma, ha scaricato questi pazienti perché probabilmente non c'era niente da fare, lasciamoli morire. La Kyenge rifiuta 2 anziani esposto all'Ordine dei Medici. Ne parla solo il quotidiano Libero, Chissà che dirà Cruciani. Vado ancora a parlare di Lega perché a proposito di sicurezza, e adesso stanno controllando e stanno chiudendo un fracco di discoteche, il Piper, signori, il sacro Piper chiuso. Beh, la Lega chiede più controlli anche nei circoli arci. Già, dove pare che addirittura si possa fumare, ma è vera sta cosa, no? Non ci posso credere, dai. Luca Toccalini è il deputato della Lega, coordinatore federale Lega Giovani. Siamo ancora tutti sconvolti per quanto accaduto a Cras Montanà, dove a causa di enormi falle nella sicurezza hanno perso la vita 40 giovani, altri 100 sono rimasti gravemente feriti. In Italia proseguono i canonici controlli nei locali che portano alla chiusura nel caso in cui vengono individuati irregolarità. È necessario però che vengano controllati
anche i circoli arci, dove si è addirittura liberi di fumare all'interno senza essere cacciati, come dimostrano le immagini del Millennium a Bologna, così come quei bar che si improvvisano discoteche. I locali da ballo seguono rigidamente protocolli, norme e direttive. Le regole devono valere per tutti, dice Luca Toccalini. Trafilone quest'oggi solo sul quotidiano Libero. Non toccate l'Arci, ragazzi, l'abbiamo toccata adesso. Mamma mia, come si sì, canteranno Bella Ciao sotto casa di Toccalini. Giro di nuovo la pagina, signori. Cambia la legge sugli stupri, l'avete capito? Punito il dissenso, il Partito Democratico strilla il famoso DDL contro gli abusi. La leghista Bongiorno deposita un nuovo testo, superato il concetto di consenso libero e attuale, ma la sinistra strepita, si offrono alibi agli aggressori, così il governo tradisce le donne. Cioè, diciamo che prima eravamo violentatori a priori, qualunque cosa facessimo. Adesso uno dice, insomma, vediamo, la donna ha detto qualcosa, ha fatto qualcosa, come si è comportata, superato il consenso libero e attuale, adesso si punisce il dissenso. Lo scopriremo solo vivendo. Certo, vivendo questa rassegna stampa. State con me, dove volete andare? Anche perché oggi Libero è pieno di emozioni che fanno arrabbiare. Il flop dell'iniziativa in Toscana per farci sembrare un po' tutti palestinesi. Praticamente hanno offerto a decine e decine di ragazzi di varie scuole toscane il menù palestinese, menù per Gaza a scuola. Il 90% è finito in spazzatura. Bimbi a digiuno pur di evitarsi il pranzo etnico promosso dai comuni rossi. Fratelli d'Italia all'attacco, basta ideologia, chiarezza su tutti gli sprechi. Paginone con Andrea Muzzolon quest'oggi sul quotidiano Libero, e insomma c'erano delle schifezze che io ti dico, io sono uno che mangia veramente di tutto, le volevo provare. Se me ne avanzate un po', non si poteva fare la schiscetta, portarle a casa, no? Vabbè, fatto sta, hanno dedicato lo scorso 10 dicembre il menù alla Palestina in queste scuole, poi toccherà a Ucraina e Sudan, e come era ampiamente prevedibile è stato un flop clamoroso. Mujadara, ovvero lenticchie, riso, uvetta e spezie, cioè ai ragazzini degli elementari gli date un hummus di ceci e crudité di carote, questi piatti scelti con l'ausilio della chef palestinese Fida Abu Mabdia, sono stati avanzati e di conseguenza buttati in grandissime quantità, poiché distanti anni luce dai gusti di bambini così piccoli. E qua mi fermo, ma c'è un bel paginone che vi fa arrabbiare perché si buttano via soldi. Sì, poi io te l'ho detto, provare, sì, fagli un assaggino, ma poi gli dai di nuovo la pasta asciutta. Anche sul quotidiano Libero, trafiletto, trafilone, al via oggi l'evento della Lega in Abruzzo. La Lega riparte dall'Abruzzo, al via oggi la 3 giorni del partito di Matteo Salvini, con tutto lo Stato Maggiore del Carroccio a Roccaraso e Ribisondoli. Dal segretario federale Matteo Salvini, che parlerà del suo lavoro al Ministero delle Infrastrutture, al Ministro dell'Interno Piantedosi, con le ultime ricette del governo sulla sicurezza. Una 3 giorni all'insegna del confronto con i temi fondamentali per la vita degli italiani, affrontati con il coinvolgimento di personalità della società civile, pronti a scambiare opinioni e proposte con ministri, sottosegretari, dirigenti del partito, militanti e giovani leghisti. Spiega il partito in una nota. Grande spazio verrà dato anche agli amministratori locali, con uno sguardo speciale al centro-sud, come spiegato dal vice segretario Durigon. Il punto di partenza sono le nostre radici, che ci hanno permesso di difendere i nostri valori e crescere nei territori. Valori che erano gli stessi già negli anni di Noi con Salvini,
e restano tanto più vivi oggi nel progetto nazionale della Lega attuale. Tanti gli ospiti della società civile, dall'ex magistrato Luca Palamara, con cui si parlerà della riforma della giustizia, fino a Francesca Pascale, con cui verrà approfondito il tema dei diritti civili. Tanti focus anche sul lavoro e l'economia, con le sfide che attendono il Paese nel prossimo anno. Sarà presente anche il governatore uscente del Veneto Luca Zaia, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e i capigruppo in Parlamento del Carroccio. Oggi sul quotidiano Libero e naturalmente Radio Libertà seguirà l'evento. Giro di nuovo la pagina, certamente, sto girando la pagina, che fatica a girare le pagine anche perché ci sono veramente così tanti begli argomenti. A 19 pagina 19, altro argomento è i numeri della ricerca TomTom 2025, che non è una canzone. Traffico, velocità, tempo perso, la vita in auto degli italiani in città. Se poi vai a 30 all'ora ne perdi ancora di più di tempo, chiusa parentesi. Palermo, signori, al primo posto per congestione della viabilità. A Milano si passano 136 ore l'anno in macchina nelle fasce di punta. Sulle strade di Padova si va alla media più alta, 43,8 all'ora. Trasferiamoci tutti a Padova, giornata da esaurimento. Sia a Roma che a Milano il giorno peggiore per quanto riguarda il traffico è stato il 22 settembre. In taglio basso anche su Libero, eccolo qua, il vescovo con la Tesla che fa kitesurf, il Vaticano indaga, Guido Gallese guida la diocesi di Alessandria da 14 anni, ispezione per controllare i conti. Ancora su Libero, ma anche su altri quotidiani, sta per uscire un libro, ma anche un film, La storia di Battiato, il filosofo della musica che ha vissuto 100 vite, dagli esordi alla spiritualità fino alla cura, famosa canzone, e la fuga a Tunisi. Dario Aita eccellente nella pellicola dedicata al cantautore. In tutti i cinema questo film dal 2 al 4 febbraio, poi il 1 marzo sarà trasmesso su Rai 1, un film sul cantante Franco Battiato, a cui forse non stava simpatica la Lega, ma sicuramente è uno dei miei preferiti. Giro la pagina, non giro più niente, vado a cercare un altro quotidiano mentre stanno arrivando WhatsApp al 340 6709 659. Il bello dei nostri ascoltatori è che possono effettivamente dire la loro in tempo reale. Diritti LGBT, da quando i pervertiti padroni dell'Europa devono avere diritti, hanno già il potere. Scherza Marco, ma lo so che scherzi, ci mancherebbe altro. Consiglio a tutti gli uomini a pochi passi dalla pensione di percepirsi femmine, così hanno diritto ad andare in pensione prima. Ideona, è vero. Poi voglio vedere come la mettiamo. Diritti civili, sempre idioti pervertiti. Marco, e fatti curare, dai, ci sono le vie di mezzo, te l'ho detto. Il bello è aprirsi. Aprirsi significa semplicemente ascoltare, cosa che io faccio con molta pazienza. Ascolto i tipi come te, ci mancherebbe. Ben venga la Pascale, così togliamo un po' di voti a Forza Italia. Scherza quest'altro. Beh, non lo facciamo certo per i voti, ma lo facciamo proprio per ascoltare la gente. Ci è piaciuta l'iniziativa di Atreju, a parte la pista da pattinaggio, tutte queste belle cose, si era sotto Natale, buon Natale, compà, buon Natale, però invitare gente che non c'entra niente, anche con la politica, secondo me è una bella idea, comunque, perché la società civile, le problematiche ci sono da ogni parte, la politica deve ascoltare, cosa che non sempre effettivamente riesce a fare. Max si lamenta perché non trova Giulio Cainarca in diretta o in differita su YouTube, e lo dico a Max e ai tanti ascoltatori del nostro condirettore. Il nostro Giulio Cainarca è ancora in ferie, penso che torni la prossima settimana. Confermiamo, sì, l'accendiamo perché, come gran parte di noi, ha mesi e mesi di ferie arretrate,
noi essendo in quattro gatti con le pezze al culo non è che possiamo dire bene, vado in ferie ogni 15 giorni e non si può. E da 10 anni avevano so quante ferie e quindi a un certo punto ha dovuto farle per forza, ok? Comunque torna certamente la prossima settimana. Si scherza, ma non troppo, anche perché adesso vi porto su un altro quotidiano e c'è poco da ridere. Il Corriere della Sera, Zelensky sferza l'Europa, agisca, ma in primissima pagina c'è anche stupri e scontro, nella legge salta la parola consenso, nel nuovo testo della legge contro la violenza sulle donne presentata da Giulia Bongiorno, la parola consenso viene sostituita da dissenso. Inoltre risultano ridotte le sanzioni con la reclusione prevista che passa da 4 a 10 anni rispetto ai 6-12 anni che restano in caso di minacce. L'ira delle opposizioni, rotto un patto politico e naturalmente anche di questo argomento avremo modo di parlarne e come con i nostri parlamentari. All'interno del Corriere, dall'Arabia Saudita alla Turchia, ecco il board di Trump per Gaza, il board di Trump per Gaza a cui noi per ora non facciamo, non ci attacchi niente, no, c'è questione della nostra Costituzione, eccetera. Ma all'interno, e qui c'è un po' di invidia, ce la fa fare a pagina 5, il Corriere intervista Orban, il premier ungherese. Io nell'organismo ci sono, perché gli altri europei no? Il problema è in Ucraina. Bruxelles vuole la guerra. Il premier ungherese Orban, mi chiedo cosa significhi pace giusta. In Ucraina l'Europa vuole continuare la guerra, sostiene il primo ministro dell'Ungheria Viktor Orban. E appena terminata la cerimonia che ha inaugurato ufficialmente il Consiglio della Pace, Board of Peace, il nuovo organismo promosso dall'amministrazione americana è presentato ufficialmente al World Economic Forum per facilitare la pace e la ricostruzione in Medio Oriente. Orban è l'unico leader di un paese membro dell'Unione Europea, insieme alla Bulgaria, rappresentata dal premier dimissionario Zeljakov, ad aver accettato di farne parte. Una scelta che non sorprende chi conosce la posizione critica di Budapest verso le sanzioni a Mosca e il sostegno militare a Kiev, ma che apre nuove fratture con Bruxelles e i partner europei. Intervistato Orban solo e soltanto quest'oggi sul quotidiano Il Corriere. Via il consenso, pene ridotte, legge sugli stupri, ira dell'opposizione. Un altro paginone quest'oggi a pagina 12 del quotidiano Il Corriere. Il riferimento ora è al dissenso della vittima. Il voto previsto per la prossima settimana. Cambia quindi la formula che era stata approvata all'unanimità nel voto alla Camera. Vi ricordate? C'era destra e sinistra insieme. Per la prima volta la reclusione si abbassa a 4-10 anni rispetto alla pena tra i 6 e i 12 prevista prima. Vediamo bene queste modifiche, dal consenso al dissenso. Al centro della proposta di Giulia Bongiorno c'è la questione del consenso, o meglio, la sostituzione del principio del consenso, senza il quale, libero e attuale, esiste la violenza sessuale, col principio del dissenso, cioè è violenza sessuale solo se la vittima ha espresso o manifestato contrarietà, se ha espresso dissenso. Nel DDL della senatrice leghista si specifica che l'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa, ovvero approfittando dell'impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso. Nei casi di violenza sessuale semplice è prevista la reclusione da 4 a 10 anni rispetto ai 6-12 del testo votato all'unanimità in prima lettura, che restano se ci sono minacce o violenza, abuso di autorità o se si approfitta dell'inferiorità fisica o psichica della donna. Paginone sul quotidiano Il Corriere con intervista alla Rossomando, la senatrice Dem, che dice: stravolto l'accordo, per noi è irricevibile, aspettiamo di sapere cosa ne pensa Meloni. Si tratta di un salto all'indietro. Questo è il ritorno alla colpevolizzazione di chi ha subito violenza, cioè prima eravamo noi che comunque qualunque cosa avessimo fatto avremmo usato violenza, adesso secondo il PD
e c'è colpevolizzazione di chi la violenza l'ha subita. Può venir scandagliato il suo comportamento e la sua vita pregressa. Chiaramente ne parliamo e ne parleremo su queste frequenze. Ma siamo sul Corriere e giustamente c'è l'intervista proprio a lei, alla Buongiorno, Alessandra Arachi. Vengono ampliate le tutele delle donne e ora è previsto anche il reato di freezing. Buongiorno, meno sanzioni? Ho accolto i rilievi del PD. E anche qui, signori, spiega per bene di cosa si tratta. La vittima ha garanzie anche nei casi in cui resta congelata, questo è il freezing, dalla paura davanti all'aggressore. Ho parlato con tutti, non solo con Salvini, e in commissione abbiamo avuto un ampio dibattito. Una pagina di intervista quest'oggi per la Buongiorno sul quotidiano Il Corriere, che si occupa anche, ne abbiamo parlato anche noi, del 14enne che si tolse la vita il primo giorno di scuola, a ottobre. Il diario di Paolo, ferito dalle parole di una professoressa, sospesa la preside. Pagina 21 del Corriere. Latina, il 14enne si tolse la vita al primo giorno di scuola. Mi dice di fare ripetizioni perché non costa tanto. Praticamente Gina Antonetti, la preside dell'ITIS Pacinotti di Fondi Latina, finita sotto ispezione ministeriale dopo il suicidio per bullismo del 14enne Paolo Mendico, è stata sospesa dal lavoro per 3 giorni. Io pensavo per 3 anni, per 3 giorni. Ma questa è la sanzione decisa al termine di una lunga fase istruttoria segnata dall'acquisizione di documenti scolastici, testimonianze di docenti, famiglia, che ha coinvolto la scuola pochi giorni dopo la tragedia. La dirigente non andrà al lavoro per 3 giorni. Il fratello del ragazzo dice un richiamo lieve. Perdonatemi, non posso non essere d'accordo, però, che ne pensate voi? Me lo dite, 340 6709 659. Ultima segnalazione sul quotidiano Il Corriere, Sardegna. E qui un abbraccio naturalmente a tutti coloro che sono stati colpiti dal maltempo, dalla Calabria alla Sicilia, alla Sardegna. La mareggiata però ha restituito anfore fenice. Ma guarda un po', cioè su una delle più belle spiagge intorno a quella di Chia, siamo a sud della Sardegna, Domus de Maria, cioè è venuto, ha fatto casino, il mare, eccetera, sono saltate fuori tombe e anfore fenice per la gioia chiaramente degli archeologi che cominceranno nei prossimi giorni i lavori. Ne parla qui oggi il quotidiano Il Corriere. Sono le 8:30, mi guardi e non favelli, e se non favelli vuol dire che devo star zitto pure io, perché c'è la pausa, ma tra poco arriva la chitarra di Roberto Formignani, che presenta il nuovo album a ridotto del Teatro Comunale di Ferrara. Arriva Blue Rain, The Bluesman, con Roberto Formignani. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Una perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo a partire dai settori occidentali del nostro paese. Nella prima parte della giornata piogge sempre più diffuse al nord-ovest e sui settori tirrenici, mentre sarà via via più nuvoloso, ma in genere ancora asciutto, sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio maltempo con pioggia su tutto il centro-nord, eccezion fatta per le coste di Abruzzo e Molise. Meglio sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo.
È sicuramente una notizia importante per gli altri che magari lo vogliono provare. Questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio olio nuovo prezzo vecchio, quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
chiaro che vorremmo essere lì questa sera a Ferrara, Teatro Comunale, con la chitarra di Roberto Formignani, che presenterà il suo nuovo lavoro, e questa era Blue Rain, The Blues Man, con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin. Perché mi guardi e non favelli? Ho detto prima al regista, e la risposta: perché guardo i tuoi occhi belli, giusto? Sono tanto, beh, grazie, è bello avere un regista innamorato, ma è quello. E siamo innamorati della radio, siamo innamorati di voi ascoltatori che ci state scrivendo a più non posso al 340-6709-659 i commenti alle notizie del giorno. Non si potrebbe fare scambio Meloni-Orban, cambierebbero molte cose, scherza Pietro, scherza, io intanto ritorno sui quotidiani, oggi di fretta perché alle 9 c'è un appuntamento bello, sì, alle 9 edizione speciale delle interviste del venerdì. Parlando liberamente, il nostro direttore intervisterà Alessandro Sallusti, da non perdere. E a proposito di belle cose, di belle notizie, signori, fammi fare un giro sul quotidiano Il Giornale. Asse Meloni-Merz per la nuova Europa e saluti a Macron. I due leader lanciano il piano per un'unione più moderna e meno burocratica. Ma a preoccuparmi è Islamisti d'Italia, un altro partito di Allah, stessi insulti al Giornale. Tra le segnalazioni, io vado subito all'interno perché sono curiosissimo, questa nuova fatua, il partito dei musulmani avanza, virgolettato, dobbiamo incidere nelle urne. La nascita di un soggetto elettorale sancita in una diretta social dal predicatore Baia, dall'attivista Picardo, Shahin resta libero. Nel loro passato elogi a figure legate ad Hamas e citazioni dei teorici dei fratelli musulmani, l'Islam politico vuole più spazio e non firma l'intesa dalla Costituzione. La nuova fatua, paginone quest'oggi a pagina 8 del quotidiano Il Giornale, se volete preoccuparvi, forse lo sarebbe meglio preoccuparci. Pagina 10, altro bell'argomento da mettervi sul tavolo, le barricate di PD e l'alleati Company che dicono no alle foibe nella legge. Proposta del centrodestra laziale per valorizzare i viaggi educativi. L'opposizione guidata dal braccio destro della Schlein fa ostruzionismo. Francesco Giubilei, a pagina 10 del Giornale. Dal Lazio all'Umbria il Partito Democratico e la sinistra vogliono cancellare le foibe e il giorno del ricordo. La notizia arriva dal Consiglio regionale del Lazio, dove la maggioranza di centrodestra ha presentato una proposta di legge regionale per la promozione e valorizzazione dei viaggi della memoria e del ricordo, un testo nato con l'obiettivo di promuovere percorsi educativi rivolti soprattutto agli studenti e ai giovani della regione Lazio per mantenere viva la memoria delle grandi tragedie del Novecento e dei passaggi storici che hanno segnato la storia europea e nazionale, rafforzando i valori della libertà, della democrazia, del rifiuto di ogni forma di discriminazione. Durante l'iter della legge che si è sviluppato nella commissione regionale negli ultimi 2 anni, nel titolo e nel testo sono stati aggiunti ai viaggi della memoria per la Shoah quelli del ricordo per le foibe, suscitando la reazione della sinistra. PD e AVS hanno presentato oltre 100 emendamenti chiedendo di abrogare o sopprimere le parole del ricordo, cancellando così il riferimento al giorno del ricordo, nonostante si tratti di una data riconosciuta dalla Repubblica Italiana come commemorazione civile. Sappiatelo, ne parla solo il quotidiano Il Giornale, sappiatelo. Paolo, i tormenti nel suo diario, bullizzato anche dalla prof, si torna a parlare a pagina 18 del 14enne suicida al primo giorno di scuola. Dagli scritti emergono le umiliazioni, costretto ad ammettere davanti ai compagni di non avere i soldi per il doposcuola, sospesa la preside. Abbiamo intervistato qualche mese fa il suo papà. Giro di nuovo la pagina, sempre sul quotidiano Il Giornale, piatto ricco, micificco, è la guerra alle monodosi. Carlo Lottieri
ci scrive: le micro libertà erose se l'Unione Europea dichiara guerra alle monodosi. Si possono restringere le libertà individuali con qualsiasi pretesto. A partire da un regolamento europeo del 2004, ad esempio, sono stati definiti i principi di igiene alimentare che hanno portato, tra le altre cose, alla scomparsa delle zuccheriere da bar, sostituite dalle bustine sigillate. Una soluzione razionale, può darsi, ma fu una soluzione imposta. Ora però anche lo zucchero in piccole confezioni potrebbe non andare più bene, perché secondo una nuova direttiva le monodosi, quindi la maionese, il ketchup, ragazzi, io faccio la collezione, io amo le monodosi, le rubo ai bar, ma è così bello, dai, poi dopo a casa le provi tutte, no? Stavolta non si tratta di natura sanitaria, ma ambientale, e l'Europa ha deciso di dichiarare guerra alle marmellatine. Dai, non ditemi che non vi siete mai portati a casa una marmellatina, anche come ricordo, anche se non c'entra mai un cazzo con il posto dove vi trovate in vacanza, eh? E gli shampoo, dai, gli shampoo, non avete mai portato a casa uno shampoo dell'hotel, ma anche solo è un ricordo. Cioè, non ti metti mica a rubare l'asciugamano, barbone, dai, ma almeno lo sciampetto lo portai. Niente, adesso li vietano. Mi fermo perché mi viene da piangere, ragazzi, mi tolgono anche la marmellatina. Sai quante ne ho ancora in frigo di queste? Ma le mangio e guardo la data di scadenza. Oh, non sono così schifoso. Vado sul tempo, dai, scherziamo un po' sul tempo. Alegher apre con Islam Capitale, la holding di Allah. Pulizie, autolavaggi, ristorazione, la strana ragnatela di società dietro la nuova grande moschea di Roma. L'inchiesta svela gli interessi nella costruzione del secondo centro islamico capitolino. Fratelli d'Italia chiede chiarezza, e io sono sempre lì a guardare la pizza del mio pizzaiolo quando me la porto, dice non è che sarà avvelenata, questo se riceve la telefonatina, mamma mia che paura. Giro la pagina all'interno del quotidiano Il Tempo, a pagina 6, eccola qua, la holding di Allah, questa strana ragnatela di società che siamo sicuri esistono un po' dappertutto e che aspettano, secondo me, una telefonata per far su un casino. A pagina 12 Il Tempo è l'unico che si occupa di Cuba. Conosciamo sicuramente qualche amico o qualche amica cubana, lo sapete, non solo Venezuela, prossimo obiettivo cambio regime a Cuba. Pagina 12 del Tempo, l'isola di Fidel Castro nel baratro, il 90% vive in povertà. Gli USA pensano allo stesso modello anche per l'Havana, ma intanto gli hanno tagliato praticamente i viveri e non hanno più neanche la benzina. 8:45, certo, corro, ma soprattutto vado sul quotidiano La Stampa, anche qui l'attacco di Zelensky, Europa divisa e persa. Ma a proposito, guarda qua cosa ci scrive a pagina 5. Soccorso Draghi, Meloni sente Trump e lo rassicura sul board of peace, prima o poi ci saremo anche noi, possibile adesione. L'ex premier Draghi insieme a Letta sono stati invitati al ritiro di febbraio per il piano di rilancio europeo. Ve l'ho detto, questo Draghi salta sempre fuori, altro che non netto, e te lo ritrovi. Ancora pagina 9, questa volta del quotidiano La Stampa, interessante articolo con Elon Musk, il suo show a Davos, il mondo dei robot. Cosa ha detto Musk, il patron di Tesla e non soltanto? Ha detto: gli androidi assisteranno bambini e anziani. Ha parlato di civiltà multiplanetaria. Voglio morire su Marte. Il futuro non aspetta nessuno. Elon Musk lo ha raccontato a Davos come se fosse già iniziato, seduto accanto a Larry Fink di BlackRock davanti a una platea del World Economic Forum, abituata a previsioni caute e transizioni graduali. Il fondatore di Tesla e SpaceX ha invece disegnato una traiettoria che comprime decenni in pochi anni, un'economia dominata dall'intelligenza
artificiale, miliardi di robot umanoidi capaci di soddisfare ogni bisogno umano, una produzione energetica ripensata su scala planetaria e lo spazio trasformato nella nuova infrastruttura industriale dell'umanità. Pagina 9 del quotidiano La Stampa, se volete avere dei brividi, ma anche e molto spesso il futuro questo lo azzecca. Anche La Stampa, pagina 12, lo scontro sul DDL stupro, via la parola consenso, PD e 5 Stelle dicono tradite le donne. Nel nuovo testo si parla di atti contro la volontà, ridotte le pene. L'opposizione dice violato il patto Schlein-Meloni, ma buongiorno, tira dritto. Era il DDL sul consenso, ma la parola consenso è scomparsa dal testo, stravolgendo del tutto il provvedimento, cancellando l'accordo raggiunto tra Giorgia Meloni e Schlein, il consenso unanime ottenuto alla Camera e soprattutto rendendo più difficile alle donne provare di aver subito una violenza sessuale. Oltre alla scomparsa della parola consenso, con il nuovo testo del DDL stupri proposto dalla relatrice e presidente della Commissione Giustizia del Senato Bongiorno, si differenziano le pene per gli atti sessuali compiuti contro la volontà della vittima e quelli in cui c'è anche violenza, minaccia o abuso di autorità. Soddisfatta la Lega, Fratelli d'Italia congela il giudizio, faremo il punto con il gruppo, fatto sta, ricordate cari ascoltatori di Radio Libertà, le vostre proteste qualche minuto dopo che era uscita questa legge, dicendo che era impossibile avere quel consenso al momento, voleva dire durante qualunque rapporto d'amore bisogna chiedere ogni minuto, dice va tutto bene, sei d'accordo? Cioè, si era girata completamente la frittata. Come dico sempre, la verità sta nel mezzo e stiamo cercando la famosa quadra. A pagina 13 del quotidiano La Stampa, le due interviste. Da una parte Laura Ravetto, deputata della Lega e mattatrice di una trasmissione qui su Radio Libertà. La Ravetto dice la norma precedente non era applicabile, ma servono pene più alte. La deputata leghista dice è già pronta una proposta di legge, viene intervistata, ma c'è anche la senatrice Dem Valeria Valente che dice vince la politica retriva, così diventa più difficile dimostrare di avere detto no. Questo è un pericoloso arretramento. Paginone a pagina 18 del quotidiano La Stampa per i pro e per i contro. Me ne vado, sì, perché sono le 8:50, oggi ci fermiamo un po' prima perché tra pochissimo arriva il nostro direttore che intervisterà Alessandro Sallusti. Io ritorno alle ore 11, è minimo che ritorno leggendo i vostri WhatsApp e proseguendo il dialogo, la chiacchierata sui fatti del giorno con ospiti interessanti. A proposito, avremo Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia, e con lui parleremo del nuovo pacchetto giustizia della Lega. Ora ci fermiamo, qui Parlamento, la parola a Furgiuele. Qui Parlamento. Parlare il deputato Furgiuele, ne ha facoltà, prego. Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, questo provvedimento è un atto di lungimiranza strategica che risponde con decisione alla necessità di dotare il nostro Paese di un quadro normativo organico di strumenti atti a sostenere ed affrontare la cosiddetta dimensione subacquea. Quindi non soltanto un corpo normativo che migliora la sicurezza del nostro Paese, ma che tutela anche la sovranità economica e dello straordinario potenziale del nostro mare. I dati parlano chiaro: entro il 2030 il fatturato, se così si può dire, di quello che è il subacqueo arriverà a cubare fino a 400 miliardi di euro. Insomma, una previsione che evidentemente deve interessare il nostro Paese, che per storia, conformazione, posizionamento geografico inevitabilmente diventerà un hub tecnologico nel Mediterraneo per tutto quello che concerne le lavorazioni e quello che passa nei nostri fondali. Il governo in questi anni ha
cercato di impegnarsi relativamente a quella che è la naturale propensione del nostro paese attraverso un programma strategico su diversi ambiti, soprattutto su quelli che riguardano le infrastrutture e la modalità. Le precedenti normative, le norme fino ad oggi, erano frammentate, erano incomplete, incapaci di rispondere a quelle che erano le esigenze, che sono le esigenze di un settore che sta diventando sempre più centrale e cruciale. Con questo provvedimento noi colmiamo un vuoto che stava ponendo gli operatori, gli imprenditori e anche le infrastrutture di fronte a delle difficoltà notevoli. E dunque non è più tempo, signor Presidente, anche e persino nei mari, il tempo di guardare a delle visioni ideologiche che vorrebbero un mondo senza confine. Perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, noi sappiamo che i confini esistono e che gli Stati li devono difendere, anche e soprattutto in mare. Non è un'eresia quello che sto dichiarando. Poi, siccome con il Ministro mi accomuna anche un'appartenenza territoriale, perché siamo entrambi meridionali, da parlamentare calabrese posso aggiungere che questo provvedimento è importante soprattutto per il Mezzogiorno d'Italia, perché ospita diversi punti sensibili nelle telecomunicazioni, nell'approvvigionamento di quelle che sono le risorse importanti. Penso per esempio ai gasdotti, ai cavidotti internazionali, agli hub portuali. Ebbene, una regolamentazione più accurata è fondamentale perché riesce anche ad attrarre investimenti nelle tecnologie di sorveglianza e di manutenzione, soprattutto nei grandi porti. Penso al porto di Gioia Tauro. E poi ancora la possibilità di attrarre investimenti da parte dei poli universitari che sono già impegnati in quelle che sono le ricerche sulla robotica subacquea, sull'intelligenza artificiale e sulla famosa Blue Economy di cui si sente tanto parlare. Su quello credo che tutti si possa essere d'accordo sul fatto che investire dal punto di vista economico, dal punto di vista della ricerca scientifica in mare significa rafforzare il Mezzogiorno d'Italia, rafforzare la nostra nazione, il nostro paese, e tutti gli strumenti che vanno in quella direzione sono evidentemente strategici. In questo senso l'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee diventa un passo in avanti per garantire coordinamento, professionalità, unilateralità per quello che riguardano gli indirizzi. L'agenzia sarà chiamata a monitorare, a prevenire le interferenze tra le diverse iniziative e a vigilare sulla sicurezza e sulla cooperazione anche tra le diverse amministrazioni, anche con quelle che sono chiamate direttamente per la protezione delle infrastrutture critiche. Poi all'interno di questo disegno di legge finalmente si dà ulteriore forza alla Marina Militare e alla Guardia di Finanza, alle quali vengono date ulteriori competenze per quanto riguarda la sicurezza dell'infrastruttura. Questo a testimonianza di quanto sia centrale e importante il Mediterraneo per la nostra sicurezza. In sintesi, signor Presidente, questo provvedimento, oltre a mettere ordine in un settore abbastanza complesso, garantisce sicurezza, sostiene la crescita tecnologica e offre nuove opportunità per le imprese, per i lavoratori e per i territori. Come istituzioni abbiamo il dovere di garantire i nostri interessi geopolitici, di garantire la sicurezza delle nostre infrastrutture e rendere l'Italia una piattaforma centrale nella sicurezza e nello sviluppo delle nuove tecnologie. Per tutte queste ragioni, a nome del gruppo della Lega, annuncio voto favorevole. Grazie. Qui Parlamento.